Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, stavo facendo partire la partita, è partito un video, l'ho bloccato subito e adesso lo continuiamo tutti assieme. Questo posto è enorme e di certo da qualche parte ci saranno delle sigarette. Non puoi farne Ah, a meno? c'era un bar alla lobby. Lì avranno delle sigarette, Ah, giusto? stesso video In di realtà prima. è vietato fumare nei bar, per cui... Dai, controlliamo. Se le trovi prima tu, ti perdono tutto. Bene, eravamo rimasti qui infatti. Allora, trova il bar. Buon, perfetto. Allora, andiamo, proviamo. No, qui è chiuso. Sì, qui è chiuso, qui non c'è niente. Beh, facciamo un po' di corsa, eh. Senti, so che non devo preoccuparmi, ma Andiamo l'avviso della banca? Sei cocciuta, cosa che di solito apprezzo, ma non stavolta. Cioè, qui cosa ci c'è? Ah, avviseresti se rischiassimo di perdere il lavoro, vero? È la televisione. Tutti sono sempre a rischio di perdere il lavoro. Certo, ma... Tranquilla, Erin, ti prego. Ho chiarito tutto con l'emittente. Finiremo di girare quest'ultimo episodio e saranno loro a pagarvi, non io. Beh, ma... Dacci un taglio. Va tutto bene, Erin, ok? cosa c'è qui? Esamina. Mm, Grand Tendume. Trovati uno di 5. Pian pianino li troveremo tutti. Aspetta, qui c'è una porta che ovviamente è chiusa. Adesso non sarebbe neanche bello. Andiamo per il ho visto una cosa. Esamina, esatto. Ah, un'altra monetina. Molto bene, molto bene. Non so quante siano, andrò a vedere. Andrò a vedere. Infatti dicevo che erano i posti più insoliti e più strani, diciamo, da trovare. Steam, sono dei semplici collezionabili alla fine. Dunque per di qua o per di là è la stessa roba, però noi facciamo il giro completo, che non troviamo qualcosa, questa è chiusa ovviamente. Giù per le scale, noi adesso andiamo per di qui. Qui c'è qualcosa da leggere? Sì. Allora vediamo, R2, un bel papiro sembrerebbe. Ma scusa un attimo, ma non posso leggerlo? R2. No, non mi lascia leggerlo, non so perché. Vabbè, non importa. Tanto era scritto in inglese. Allora, andiamo giù e io l'inglese non lo so. Ehi, Charlie, la prossima stagione mi piacerebbe avere un po' più di libertà con l'audio. Sai sperimentare? Erin, il tuo 170. attuale contributo all'azienda è già di per sé molto prezioso. Portarti le borse e passare in lavanderia? Beh, certo. Per fare carriera in questo mondo devi partire dal basso. Accettare un po' di gavetta. Sai, Gavetta? penso dovresti assumere un assistente. Un assistente. Era un'idea stupida, Charlie, è solo Un che... assistente. Un assistente personale. Più o meno. Qua si può Così ti aiuto aprire. con il montaggio. Come dici? Il montaggio. Il mix audio. Penso tu abbia Chiuso, così chiuso. tanto da insegnare, tanta esperienza. Sarebbe un'occasione per trasmetterla ad altri. Già, forse hai ragione. E un assistente non perderebbe le mie sigarette, giusto? Esatto. È chiuso. Senti, ti interessa ancora dirigere film, Charlie? Io sto dirigendo. No, parlo di cinema. Grosso budget e delle star. Rintieni a mente quello che sto per dirti. Nel lavoro che facciamo, ed è un lavoro importante, la verità è la star. Ah, giusto. Sì, scusa, Charlie. Quindi Oh, tu non vuoi girare film? Cambiamo discorso. l'abbiamo trovato qui? Non si sa. Allora, ma scusa un attimo, esamina. Ma non posso prenderla in mano? Un po' di più per vedere. Cartolina di benvenuto.
Silver Spring MD 20995. Mr. Hector Monday. Sì, in inglese, è scritto in inglese, non lo capisco. Ammetto la mia ignoranza. Allora, questa è chiusa, quella è chiusa. L'unica aperta era quella là. Apri. Ehi, forse Dumet è nell'ufficio sul retro. Puoi chiedere a lui delle sigarette. Questa è chiusa, questa è aperta. Vediamo se c'è qualcosa qua in fondo da prendere, guardare. No. Apriamo. Le porte custodite possono essere aperte con una chiave. Mm. Esamina. R. Ma cosa sono questi flash indietro? Esatto. Ah, le chiave. Jackpot. Erin, ecco la chiave. Bene, perfetto. Abbiamo anche la chiave del bar. Dai, corri, 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 dai, dai. E mettiamo dentro la chiave, molto bene. Che ne dici se vado a cercare un negozio di souvenir? Oggi ho già avuto un attacco d'asma e tutta questa polvere è proprio quello che dovrei evitare. Potrebbe avere delle sigarette. Sicuro. Brava. Al mentolio magari. Ehi là, Visto che non si vede quel granché. signor Dumet. Ehi là. Guardiamo bene, bene, forse qua c'è qualcosa. Sì, esamina. Ehi, Buongiorno a tutti. Sono Chester Bell, vice direttore del Federal Bureau of Investigation. Intorno alle 5:30, ora locale, un team guidato dall'agente speciale Hector Manday, affiancato dalle forze di polizia, ha fatto irruzione in un motel appena fuori Birmingham, Alabama, per arrestare Manny Sherman, noto ai più come il mostro dell'Alcazar. Adottando avanzate tecniche di profilazione psicologica, l'agente Manday e i membri della sua task force non hanno soltanto identificato il sospetto, ma anche previsto i suoi movimenti con infallibile precisione. Il colpevole è ora nelle nostre mani. bene. Andiamo. Effettivamente qui ci sono delle sigarette. Sì. Sì. Ovviamente vuole la cifra esatta. Cazzo. L'ultimo pacchetto. Ovviamente. Esamina, proviamo. Tiriamo. Ovviamente chiuso. Ma possiamo usare la tessera. Cazzo. Prossimo offro io. Promesso. Che simpatico. Allora, qui no.
Abbiamo questa qui, no, non mi lascia. Prima di andare lì però voglio andare sopra il bancone del bar che ho visto qualcosa luccicare. Wow! Un animatrone! Ah, Cosa fantastico! desidera, signor Dumet? Vorrei un pacchetto di sigarette. Delle sigarette, per favore. Ehi là? Ehi là? Un pacchetto di sigarette. Troppo bello per essere vero, fa niente. Grazie, barista robot. Certo, signore, al suo servizio. Non ci credo, cazzo. Sul mio conto. Ma alla tua, molto gentile. Va bene, dovevamo farlo prima, anzi guarda, c'è qualcos'altro che luccica qui. Prendiamo. Qualche flashback. Aspetta un attimo, ma collezione personaggi segreti. Ah, sono 50. Cosa abbiamo scoperto? Il libro di moralità. Mm. Non vedo R1, no? No, boh, non lo so, vabbè. Sì. Vieni da papà. Si blocca? Ovviamente, neanche bello sono. Ehi! Non ho La capito. vita sarebbe tanto migliore con quelle dentro le mie tasche. Cosa? No! No, ti prego! Ho avuto una giornata di merda e tu la stai peggiorando. Proviamo un'altra volta. No, non mi lascia. E adesso dobbiamo andare, scusa, trovo modo per recuperare il segretario del distributore. Là c'è ancora che brilla. Oh, sì. Oh. Mamma mia. Cosa? No, brutto pezzo di merda, non puoi farmi questo! Chi era quello là dietro? Anzi, questo qui dietro. Vecchio rottame, dammele forza! Dammi le sigarette! Dannato. Ok, ora vado a chiamare il mio tecnico e ti faccio aprire come una scatoletta. Ehi, Charlie! Bar. Penso sia ora di cena, dovremmo radunare gli altri. Sì, arrivo. Ma tornerò per te con una cazzo di spranga. Sei solo qui dentro? Chi c'è dietro il bancone? Cosa? Tutto molto 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 strano. Ehi. Ehi, ho avuto un'idea per l'introduzione. Vuoi girare? Sì, se portiamo a casa la scena, forse Charlie la smette di riscrivere tutte le mie proposte. Sì. Ok, certo. Beh, Niente. Un secondo e preparo tutto. dovrei credere che niente abbia quell'espressione. Sì, Quanto vuoi pulire quell'obiettivo? sto solo preparando. Ah sì? Sì, Sempre ossessionato dai dettagli, Mark.
Corri un rischio per una volta e fai... Ti sei lamentato per una settimana prima di rifiutare quell'offerta di lavoro solo perché avresti dovuto prendere un treno in più. Non era il Schiettezza. lavoro giusto. Il treno è stata una conferma. Un po' poco, non ci credo. Puoi anche non crederci. Dai, giriamo questa scena. Usiamo la luce naturale, facciamo da soli. La lobby aveva un lucernario. Non ricordo. Basta che appaia decente. Entusiasmo. Entusiasmo, Potremmo dai. chiedere a Jamie qualche luce. No, non voglio aspettare. Voglio girare qualcosa prima di cena, altrimenti avrò Charlie tra i piedi tutta la sera. E a dire il vero, sono al limite con Jamie. Capito? Mark, perché fai credere a tutti che ti ho mollato io? Se Jamie sapesse la verità, mi darebbe tregua. Forse lo danno per scontato. Non so se sia adorabile o egoista. O entrambe. Esitazione. Senti, potrei dirti una cosa. Abbiamo detto di attenerci al lavoro. Ecco, per questo ti chiedo di risparmiarmi la tua psicologia spicciola. Io... Ok, è vero. Non è giusto. Scusa. Non rivanghiamo il passato. Pensiamo a lavorare. Esatto. Serietà. Esatto. Però si sta rivelando più difficile del previsto. Non volevo essere io. Come hai detto tu, devi accettare il fatto che questa storia non funziona né mai funzionerà. Suona familiare? Solo perché l'ho detto. Non significa che voglia accettarlo. Impegnati di più. È andato giù con Kate, ha qualcosa. Dai, cerchiamo una buona luce e iniziamo. Grazie per l'aiuto. Ti servo solo perché hai le braccia troppo corte per un buon selfie. Non ho le braccia corte. Allora, Dove guardiamoci. si va? Dalla balconata c'è una buona prospettiva. Vediamo se c'è Cerchiamo qualcosa. come salire. Ah, usa la telecamera, manca per cercare. Non mi lamento. Il mio cambia il colore Va bene inquadrato. per tenere le cose e dormire. Ho un contratto breve, così posso cercare con calma qualcosa di meglio. Sembra... un buon piano. Mi hai detto di andarmene e io l'ho fatto. Era un complimento. Sì, sì, certo. Ero preoccupata che stessi dormendo sul divano dello studio mentre ti sbattevi alla ricerca della casa perfetta con le pareti in tinta e a 2 passi da una stazione dei treni. Forse dovremmo aggiungere anche questo argomento alla lista dei tabù. Già, mi sa che hai ragione. Visto che domani non potremo, a te va bene se passo a prendere le mie cose il prossimo weekend? Non capisco le freccette lì cosa vogliono dire, sincero. Non ne ho la minima idea. Vediamo se c'è qualcosa. Sbaglio io o non siamo arrivati da questa direzione? Chiuso, molto bene. È ancora chiuso? Sì, ovviamente. Vediamo qui c'è qualcosa. Apri. Ci sarebbe questo anche. Anzi, prima andiamo per di... Dai, spostati. Andiamo per di qui che è chiuso. Mi sa che prima bisogna aprire la porta. Ehi, fermo lì, bello. Controllavo la luce. Ricordi il discorso sulla privacy? La mia stanza deve restare un privato spazio sicuro. A volte la terapia mi sembra utile, altre volte crea solamente delle regole idiote. Per me ci sono spaccacoglioni, comunque. Se proprio devo dirla tutta. Allora andiamo per di qui che esamina. C'è qualcosa qui dietro. Bel posticino romantico. Prima vediamo questa porta qui. Apri, no, prima voglio andare a vedere qua allora.
Qui non c'è niente. Aspetta, aspetta, aspetta. Esamina. Un altro flashback. Ma una premonizione. Ma chissà che cos'è. Una piccola libreria. Se Dumet ci trovasse qui, avremmo infranto una delle regole. Beh, aveva detto di non curiosare. E noi abbiamo quasi sfondato una porta per entrare qui dentro. Noi? Ok, forse dovremmo fare attenzione. Probabile. Già, Dumet sembra uno che si incazza parecchio se non rispetti le sue regole. Sì? E quando l'hai capito? Quando ci ha tolto i telefoni come agli adolescenti? Merda! Che cazzo di paura! Non ho capito bene. Va bene, non importa, lo capiremo più avanti. Allora, qui c'è una cosa che lampeggia intanto. Was he the devil? C'era qualcos'altro da guardare? Sì, esamina. Cos'è quel taglio Quanti lì? ricordi? Cavolo. Alle medie incidevo sempre sul banco. Ribelle? Aspetta un po' più indietro. Qualcos'altro? No. Esamina. Indietro. Proviamo a fare una foto, vediamo. Ah, adesso ho capito cosa sono quelle. Praticamente. Ah, eccolo. Non si sa, ma una foto può sempre andare bene per fare qualcosa. Andiamo dentro qui. E. Guarda la carta da parati. Questa roba è preistorica. Beh, qui dentro è tutto preistorico. Mi aspettavo degli esterni d'epoca, ma degli interni restaurati. Si può andare su per la scala? Sembra che Intanto. Dumet voglia preservare tutto. Non sarà facile in mezzo al nulla. Anche a me piace l'antiquariato, ma prima o poi devi... Segreto? Nato il 1° gennaio 1956, andiamo, sapete già tutto. Che volete? Cos'è? Ah, hai fatto qualche ricerca, vero, agente speciale Monday? Quali sono i miei programmi TV preferiti? Qual è il mio primo animale? Che amici avevo da piccolo? Ma che roba è? È un sondaggio o vuoi scoprire qualcosa? Puoi essere più diretto? Vuoi sapere a chi mi sono ispirato? Non mi trovi originale? Beh, in effetti c'è un uomo che ho sempre trovato piuttosto affascinante. Henry Howard Holmes. Perché? Perché lui era il numero uno. Il primo in America, un vero e proprio pioniere, il punto di riferimento del settore.
Impara la storia, Monday. Leggi un libro. Solo perché mi piace piantare coltelli nella gente, pensi sia stupido? Ho ucciso presumibilmente 13 persone prima che voi cervelloni finalmente mi trovaste. Interessante. Le cose marci. Là, vedi la chiave? Devo solo raggiungerla. Penso sia sì attaccata al muro e la chiave. C'è qualcos'altro? No. Scommettiamo che bisogna arrampicarsi? È Però una poi... vecchia casa. Però c'è... Pesci spiaggiati a riva, animali nel bosco. Può Ah, essere tutto. Ormai è morta qualunque cosa sia. no. Questa qui è chiusa. Bloccata, infatti. Allora, mi sa che per forza dobbiamo andare qui. Giusto? Si può arrampicarsi? Interagisci, esatto. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Vuoto. Saltiamo. Spingi. Salta giù. Ah, probabilmente può saltare in cima là, esatto. Non l'avevo neanche visto, sinceramente. Su, su. Fa attenzione. Saltiamo giù allora, vediamo. Mucchio di telecamere nascoste. Sì, ma è molto... Era diventato verde l'obiettivo. Non... Boh. Non capisco, dico la verità, non ho capito le foto che devo fare, in che occasione. Scommettiamo che dobbiamo... Spingi. Aspetta un attimo. Ah, mi sa che... Sì, devo metterlo là, mi sa. Tirando a indovinare. Può essere? No, mi sa che devo metterlo là invece, che devo saltare di là di là. Aspetta, lì c'è la porta, ma non l'abbiamo controllata. Chiusa, va bene. No, che mi sorprenda, però va bene. Molto bene. È circa a metà? Sì. Allora, su. Dai, su, 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 su. No, non è qua che dobbiamo metterlo. Ma mi sa che è là allora. Ho sbagliato. Esattamente dall'altra parte che dove...
Allora, così. E dentro per di qua. Eccole là. Adesso possiamo... In teoria dovrebbe essere così. In teoria. Eccole là. Dovrebbe andare. Mark, va tutto bene? Arrivo subito. Sì, ma tutto questo per cosa? Ah, perché dopo dobbiamo rimetterla qui. Ah, devo andare giù per forza per le scale. Non posso fare un saltino e andare giù, va bene. Un po' macchinoso, però dai. Bene, perfetto. Allora, ritorniamo su per le scale. E adesso possiamo saltare e un altro saltino, molto bene. Qui c'è qualcosa? No. Saltiamo. Andiamo giù, dai. Ci sono le scale, qualcosa? Sì. Qui è chiuso. Dove dobbiamo andare, scusa? Ah, qua. Puoi farcela. Dai, sei super mega palestrato, dai, ce la fai, ce la fai. Qui c'è qualcosa? No, sì, questo. Eccole qua, le chiavi. Chiavi della balcony, sarebbe? Scrivetemi qua sotto nei commenti perché non ne ho. Sì. Abbiamo fatto proprio il giro. Ah, questa qui. Ci deve essere un passaggio. E ci troviamo dove? Oh. Su, coraggio. Non è così alto, dai. Sì, dillo un po' alle mie vertigini. Di Incoraggiamento. che ti preoccupi? Il tuo look è sempre perfetto. Sei una bomba, come sempre. Beh, almeno un grazie potevi anche dirmelo, stronza. Kate, vieni qua. È il suo cappello. Di chi? Di H.H. Holmes. Cazzo! Stai bene? No! Questo cazzo di cosa è sbucato fuori dal nulla! No! Visto? Che cos'è? Una specie di animatrone? Sì, è piuttosto inquietante. Non ti può far niente. Eri terrorizzato. E tu lo eri anche di più. Ehi Charlie, sono le 8. Ora di cena. Cavolo, non abbiamo girato. C'è ancora tempo. Coraggio, non facciamo aspettare Charlie o non sapremo come finirà.
fa la brava con Charlie. È lui che esagera e dà di matto solo perché faccio il mio lavoro. Sono io che sto alla telecamera, non lui. Ammettilo, ci sei andata pesante con lui. Non dico che hai torto, ma giustamente se tu lo aggredisci, lui risponde a tono. È colpa sua, Mark, non mia. Empatia. So che Charlie può essere un rompicoglioni. Hai visto i suoi appunti? Sì, li ho visti. Molti suoi testi sono inutilizzabili. Magari sono anche ben scritti, ma non basta. Io lo aiuto, ma lui non fa che prendersela con me. Perché lui crede che usi lo show come vetrina personale. E anche se fosse? Asprezza, indifferenza. Indifferenza. I registi sono fatti così, è il loro lavoro. Hanno una visione e anche l'ego gioca la sua parte. Per questo io punto la telecamera e basta. Non lo autorizza a fare lo stronzo. No, ma mettiti nei suoi panni. 40 anni e non ha ancora sfondato. Kate, questo è il suo unico programma vagamente di successo. Può darsi. Non mi importa. Prima o poi me ne andrò dalla Lonit Entertainment. Delusione. Magari potremmo andarcene insieme, come una squadra. Mark, questo non è quello che vuoi. Per te è solo un lavoro con cui farti conoscere come fotografo. Non puoi sperare. Lo so. Odio questi cazzo di documentari di merda. Charlie non sa scegliere un'inquadratura, figuriamoci raccontare una storia. E allora cambia. Hai ragione. Charlie ci rimpiazzerebbe in un secondo se soltanto non gli convenisse tenerci. Ci sta usando. Io merito di meglio. E anche tu, tutti noi. Kate? Mark? Cena pronta? Si mangia? Sì, arriviamo. Bene. Ci ha sentiti? Ovvio, Mark. Charlie fatinato giù. Sempre questo simpatico signore che non sappiamo chi è. Vediamo. Che gli piace fare gli animatroni a quanto pare. E cucire teste. Ragazzi? Che dite, verso del vino? Oh sì, ti prego. Qualcuno ha visto Dumet? Non lo aspettiamo? Versa, Mark. Rassicurazione. Un po' di pazienza. Siamo appena arrivati. Diamogli del tempo. È casa sua. Sarà svanito nel nulla come tutte le altre fonti della Lonit Entertainment. Kate, dai! Ehi là! Signor Dumet! A tavola! Signor Dumet! Le dona molto il nuovo taglio. Abbiamo iniziato dal vino, le spiace? Dumet? No, non si farà vedere. Ma perché mai? Avrà letto quello che hai twittato dalla sua limousine. Ma io non... Di che parli, Jamie? Se n'è andato con il traghetto, Come? Quando? appena saliti nelle camere. È andato? Sicura? No, no. Ti sbagli. So bene quel che ho visto. Perché andarsene? Ma non ha alcun senso. Erano molto di fretta. Avevi ragione. C'era una bambina. Li ho visti insieme, mentre cercavo la mia stanza. Sarà sua figlia, giusto? Non aveva accennato a una famiglia? Non ricordo. A parte questo, perché andarsene? Significa che siamo rimasti soli. Perché invitarci qui, cena inclusa, per poi andarsene? Rassicurazione. Avrà avuto le sue ragioni, forse è sopraggiunto un imprevisto. Magari ha ordinato la pizza e consegnano solo fino al molo. Questo può tornarci comodo. E come? Beh, pensate. Siamo ancora qui in un'ambientazione perfetta. Il piano non cambia di una virgola.
Avrà avuto un motivo per andarsene. Non saltiamo a conclusioni. O forse è completamente pazzo. Non sarebbe la prima volta che Charles trova un esperto che è solo un patito di serial killer. Non dico di essere d'accordo con te, no. Sia mai. Ma pensavo la stessa cosa. Dumet è un bidone. Ma questo non spiega perché ci abbia abbandonati. Doveva tornare per avere un alibi. Che vorresti... Ovvio. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lago, avrà una scusa plausibile. Ah, basta, Jamie. Non peggiorare la situazione. Non sei d'aiuto. Ok, va bene, ma non prendetevela con me se poi finite morti. Perché fai così? Per dire. Non hai trovato le sigarette, giusto? La fregatura è che avevo trovato un distributore, ma come tutto in questo posto di merda è vecchio e guasto. E che facciamo? Restiamo qui e fingiamo di mangiare? Qual è il piano, Charlie? Forse se restiamo tutti seduti qui e incrociamo forte le ditine, le fate della post-produzione monteranno la puntata al posto nostro e la manderanno alla rete. Si stanno surriscaldando gli animi o sbaglio? Un brindisi alle fate della post-produzione e ai piani di Charlie. Siamo un po' tiratini di nervi, eh? Entusiasmo. Ok, io vorrei brindare a tutti voi. Giuro. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca di questa famiglia. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate come foste 10. E Kate, nonostante i litigi, tu del programma sei l'anima. Tu catturi il pubblico. Apprezzamento, dai. E infine la nostra nuova recluta, Erin. Saremmo persi senza di te. Sei l'unica che stia attenta a ogni più piccolo dettaglio. Vi ringrazio per l'impegno. Salute. 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 Mazel tov. Con quello che c'è qui, lo show farà un salto di qualità. Sì, se riprendiamo tutto. Sì, mi sa proprio che ci ha sentiti. Non sarebbe così dolce se ci avesse sentiti. Forse non è esattamente il momento giusto per parlarne. Hai iniziato tu. Che dici, Kate? Niente di importante, stavo buttando giù qualche idea. Penso che lei risalterebbe di più se rendessimo gli sfondi molto paurosi. Fattibile. Solo io trovo strano che Dumet non sia qui. Beh, io dubito che verrà. Da dove vuoi iniziare, Charles? Sei tu il capo. Grazie. Mi sembra più sensato iniziare dalla lobby. C'è ancora abbastanza luce per girare ed è il luogo nel castello della morte dove tutto inizia. Con quella luce naturale basterà aggiungerne un paio artificiali. Facciamo sembrare ci siano lampade a gas. Perfetto. E se arriva Dumet? Se tenterà di fermarci, gli farò un bel discorso. La situazione è colpa sua. Bene, prendete quel che serve e ritroviamoci nella lobby. Cerchiamo di essere il più professionali possibile da qui in avanti. Niente errori. Precisione. Se dovesse tornare, non voglio che ci veda cazzeggiare o discutere. Ben detto. Sarà fatto. Giusto? Bene, ottima risposta. Non ci metterò molto. Bene. 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 Guardiamo questo spezzone e poi ci fermiamo. Ma non è...
Stanno ricreando le bambole nostre, delle nostre forme? Bah, lo scopriremo. Un altro video. Ehi là? Ragazzi, siete voi? Cuffie, musica. Ah no. Bene ragazzi, io mi fermo qui, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, ricordatevi di lasciare un bel like, di commentare e condividere, ma soprattutto di iscrivervi al canale e mettere la campanellina che vi arrivino tutte le notifiche. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.